Benvenuti al Pala alla Gravinese di San Michele di Bari per l'ultimo atto della regular season 2025-2026. Il Bitonto ospita il Cagliari che ha ancora qualcosa da chiedere a questo campionato. Una vittoria oggi con una conseguente sconfitta della Lazio permetterebbe agli isolani di arrivare al settimo posto e quindi di affrontare la Roma e non il CMB. Dall'altra parte invece Bitonto con nessun altro obiettivo da chiedere, almeno la regular season. Terzo posto, 48 punti, terzo posto blindato. Andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Partiamo dal Bitonto con Ricottini, dal Cagliari con Ricottini, Orru, Pellegrini, poi Tronci, Virdis, Furno, Tonga, Cerbone, Mendes, Dessi, Talavera e Canu, allenatore Giorgi Moreno. Dall'altra invece Bitonto con Ghilardi, Diana Santos, Cenedese, Lusileia, Brunigna, Coda, Buquicchio, Grieco, Di Vincenzo, Torma, Valenzano, De Zio, allenatore Dino Guarino. Arbitro numero 1 è il signor Tommaso Valecaro della sezione di Salerno, invece Elio Simone di Napoli, e il secondo Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia, il cronometrista. Questi dati, ora il campo con il Bitonto in casacca verde e il Cagliari in casacca bianca, pronti a sfidarsi in questa partita. Quintetto del Bitonto che vede Lilla Torma, l'ungherese, tra i pali, poi c'è Diana Santos con Ghilardi, Alessia Greco e Lusileia. Dall'altra parte invece Giulia Ricottini per la porta, ancora Talavera, Dessi, Mendes e Virdis. Foto di rito per il Cagliari che, come detto, cercherà di fare punteggio pieno, deve fare punteggio pieno per sperare in una trasferta più vicina, quella di Roma che stava vincendo tra l'altro la gara, quella di questo turno contro l'Altamura. Siamo pronti allora a raccontare la gara. Batterà il Cagliari dalla sinistra alla destra dei vostri schermi con Cocchito, e Dessi pronti a dare il via alla gara. Parte il Cagliari, Virdis palla verso Filippa, allunga troppo il pallone, non riesce a domesticarlo, palla fuori, rimessa laterale per il Bitonto. Alessia Greco da Diana Santos, poi Ghilardi, ancora Diana, palla in verticale verso Lusileia, braccata da Virdis. Ghilardi calcia col mancino sulle gambe di Chiara Dessi, sarà rimessa laterale per il Bitonto. Da indicazione intanto Ricottini calcia Ghilardi addosso a Cocchito, la spagnola, ultimo tocco per lei, rimessa laterale per il Bitonto. Va Diana, palla al centro, Lusileia spazio, il pallone di ritorno verso Diana Santos, libera il Cagliari con Dessi, ancora Bitonto, Greta Ghilardi, Diana Santos, Alessia Grieco, ancora Diana Santos, Lilla Torma alza la testa, avanza, va da Ghilardi, difficoltoso il controllo della Lombarda che
comunque riesce a ottenere il possesso. Errore da parte di Alice Virdis, capitano della formazione sarda. Calcia fuori Dessi, colpisce il tecnico Moreno. Grieco, Diana Santos. Ghilardi, pressata Diana Santos sulla coscia di Ghilardi. Lusileia cerca lo spunto, ma si trascina il pallone fuori. Allora rimessa dal fondo per il Cagliari. Alice Virdis scambia con Filippa Mendes. Ancora il Cagliari, la pressione di Lusileia che prova a rubare la palla alle giocatrici ospiti. Ancora Virdis, Lusileia, Virdis prova a sbrogliare una situazione difficile. Cocchito, palla allontanata alla fine da Dessi, segue il pallone Virdis, troppo lungo il suggerimento, meglio la spazzata di Dessi, anzi era di Mendes per la numero 11. Riparte il Bitonto. Passati i primi 2 minuti, occhio a Grieco, tiene il pallone in campo ma non riesce a accomodarlo e a giocarlo. Può ripartire il Cagliari. Dessi, palla verso Cocchito, dietro per Filippa Mendes. Dessi, ancora Cocchito, sbaglia sulla pressione del Bitonto, la rimessa laterale e per le ragazze di Dino Guarino. Sono reduci da una vittoria nel derby, quella con la Molfetta nell'ultima giornata del campionato che è stato un po' diluito nel corso degli ultimi 2 mesi, complice nazionale, complice la pausa di Pasqua, il torneo delle regioni. Bitonto non giocava in casa a causa di una serie di convergenze dal 14 di febbraio. Cocchito, Felipe Mendes prova a sfruttare questo passaggio corto di Cocchito, palla che termina fuori. Può ripartire il Bitonto, un piccolo sprazzo cagliaritano in una partita finora a tinte verdi. Diana Santos arpiona il pallone, poi Cenedese prova a tenere Dessi, riesce a indirizzare il pallone verso Virdis, poi Filippa Mendes, buono il suggerimento per Dessi, ma è attenta Diana che anticipa Grieco. Il passaggio di Diana verso la numero 20, non riesce a trattenerlo Alessia Grieco. Rimessa laterale per il Cagliari che alza il baricentro, si allontana dalla propria metà campo, prova ad allontanarsi dalla propria metà campo. Giulia Ricottini, calcio verso la porta in direzione Cocchito, situazione interessante per il Cagliari che conquista la rimessa laterale. Calcia Virdis, o meglio passa il pallone verso Cocchito, ultimo tocco di Diana Santos che non è d'accordo con la decisione dell'arbitro numero 1, del signor Vallecaro di Salerno. Palla addosso a Cenedese, ancora Cagliari, rimane lì la formazione di mister Moreno Giorgi. Diana Santos arpiona il pallone e lo allontana, esce Ricottini. Dessi sbaglia, rimessa ancora per il Bitonto.
Cenedese. Diana Santos si libera al tiro, calcia col destro, c'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per il Bitonto. Sono trascorsi già 4 minuti e 7 secondi dall'inizio della partita, 0-0 il punteggio, palla che viene allontanata dal Cagliari, riesce a difendersi, recupera Alexandra Di Vincenzo, poi Brunigna. Diana Santos affronta Virdis, non si fa sorprendere Alice Virdis, che ora va di gran carriera centralmente, riesce a smanacciare Torma. Ancora Cagliari. Virdis prova l'1 contro 1. Dessi, ancora Dessi, ha spazio, palla dentro, allontana Brunigna, poi Di Vincenzo, Cenedese dietro il pallone per Diana Santos. Diana Santos va da Brunigna e Marcon, non si fa sorprendere Cenedese, ancora Brunigna, prova a calciare Brunigna, tenta Ricottin, allontana il Cagliari, ultimo tocco poi di una giocatrice del Bitonto, sarà quindi rimessa laterale per il Cagliari, la francese Pellegrini. Faustin Pellegrini tratta ora sul terreno di gioco Coquito. Pellegrini supera Cenedese, ancora Pellegrini, arriva Diana Santos, Torma non evita il corner, sarà calcio d'angolo per il Cagliari, che ora prova a prendere metri al Bitonto di mister Guarino. Coquito, palla fuori, ancora Coquito, la giocata di Coquito, gran gol di Coquito, Cagliari in vantaggio 1-0. Bravissima la spagnola, che riesce a eludere l'avversaria ruotando su se stessa, fredda anche al momento di battere Torma per l'1-0 del Cagliari qui a San Michele di Bari. Vantaggio quindi per le isolane. Cenedese, Virdis intercetta, ora prova la reazione il Bitonto dopo questo gol firmato Coquito. Brunigna, Cenedese, Greta Ghilardi, si fa sentire Ricottin, Brunigna, poi Ghilardi, il pallone è uscito, la rimessa laterale sarà per il Cagliari. Pellegrini, Anita Furno, Alice Virdis, Pellegrini, Virdis, ultimo tocco di Virdis, rimessa laterale per il Cagliari, per il Bitonto, perdono. Brunigna, buona idea, vai con Ghilardi che calcia col mancino. La risposta di Ricottin che rimane solida e respinge di pugno, rimane a terra intanto Greta Ghilardi, si tiene la caviglia, è stato uno scontro ovviamente fortuito, momento di calciare. A terra Ghilardi.
prova a rialzarsi, riesce perlomeno ad alzarsi, viene portata fuori dal medico sociale del Bitonto tra gli applausi del pubblico. È arrivato oggi qui al Pala alla Gravinese di San Michele, l'ennesimo esodo dei bitontini. Brunigna, Lusileia, Cenedese, Brunigna, Di Vincenzo. Di Vincenzo tiene il pallone, palla dentro, anzi è stata Brunigna a cedere il pallone di Vincenzo. Il tiro col destro, palla che è terminata fuori non di molto. Riparte il Cagliari con Furno, Virdis, la tiene Lusileia, ancora Furno, Virdis prova ad uscire dal blocco, c'è il fallo su Alice Virdis, calcio di punizione in favore del Cagliari. Attenzione al Cagliari ancora con questo pallone verso Orru, riesce a salvare Torma, poi Cenedese dall'altra parte, Grieco dietro il pallone, non si intende con Brunigna ma c'è Cenedese, deve andare manforte all'azione offensiva del Bitonto, poi prova ad aprire a sinistra Carolina Cenedese, palla troppo ampia, troppo imprecisa, palla che termina fuori. Anita Furno, Virdis, Lusileia si mette sulla traiettoria che favorisce però Pellegrini, poi Cocchito fuori per Furno, ancora Cocchito, prova a mettere il pallone dentro, Grieco anticipa anche Torma, poi pallone verso Lusileia, la chiusura di Virdis, dietro il pallone, ancora Cagliari, la pressione di Lusileia. Cenedese su Furno, l'ultimo tocco. Protesta da parte di Grieco. E anche di Lusileia, dal capitano Lusileia. Si riprende con il Cagliari che è andato a rimettere in gioco il pallone. Pellegrini sbaglia il controllo, rimessa laterale per il Bitonto che può tornare nella metà campo del Cagliari. Diana Santos, Cenedese. Prova ad allungarsi il pallone Cenedese, palla che termina out. Diana Santos, Pellegrini, ancora Diana, Pellegrini arpiona il pallone, Cenedese, attenzione alla sgroppata di Cenedese, palla centrale, buono per Lusileia! Palla che termina fuori, distante dallo specchio della porta. Buona occasione del Bitonto. Giù Pellegrini, c'è fallo di Grieco, calcio di punizione. Cocchito,
palla che termina fuori, la rimessa del Bitonto. Greco. Mentre arrivano per il Cagliari notizie interessanti dalla Basilicata, perché il CMB, intanto seguiamo questa azione di Cenedese bloccata dalla scivolata di Filippa Mendes. Dicevamo, arrivano notizie per il Cagliari molto interessanti dalla Basilicata. Il CMB sta vincendo 2-0 sulla Lazio. Questo permetterebbe alle ragazze di Giorgi di evitare proprio il CMB, a giocare quarti dei playoff contro la Roma. Greco. Diana Santos. Greco. Diana. Lucileia che riesce a mettere il pallone dietro da Diana Santos. Ancora Diana. Lucileia appoggia per Greco, buono il pallone per la Diana Santos che deve tenere lontana Pellegrini. Ancora Diana, dietro Cenedese, dentro il pallone Lucileia. Diana, la finta su Pellegrini, calcia Diana, palla non potente ma non lontana neanche dallo specchio della porta, difesa da Ricottini. Passati i primi 10 minuti, vantaggio Cagliari 1-0, ricordiamo gol di Coquito per le isolane. Dessi, poi Virdis, Diana Santos anticipa Coquito, ancora Diana, dietro il pallone per Cenedese, Lucileia, Cenedese, Diana Santos, Cenedese, palla che rimbalza sulla gamba di Cenedese, il fallo poi del Bitonto su Filippa Mendes. Torma. Intanto breve time out, intanto Greco, ancora Greco, dentro Lucileia, 1-1, pareggio il Bitonto, errore del Cagliari, ne approfitta Greco che serve a Lucileia e ferma l'1-1. Mancava da 4 turni il gol del numero 10, del capitano del Bitonto. Time out intanto, come dicevamo, chiamato dalla panchina del Bitonto da Dino Guarino. E Bitonto che, come detto, ha pareggiato qualche secondo fa con Lucileia, che ha approfittato di un passaggio di Greco, frutto anche di una disattenzione del Cagliari. Quindi Bitonto che acciuffa il pari dopo il vantaggio delle ospiti con Coquito. Cagliari che ovviamente con questo pareggio rimarrebbe all'8° posto e affronterebbe il CMB, un campionato che ormai ha davvero poco da dire per quanto riguarda appunto la classifica finale. Solo 2 posizioni
devono appunto decidere la gerarchia di questi playoff. Uno è appunto questa sfida a distanza tra Lazio e Cagliari, l'altra è chi tra Falconara e Tiki-Taka andrà avanti per giocare col vantaggio i quarti. Calcia Coquito, tiene bene la coordinazione, la numero 69, però Torma è attenta. Diana Santos, Cenedese, Lusileia non riesce a prendere il pallone di Carol Cenedese, rimessa laterale per il Cagliari con Filippa Mendes che va da Dessi. Lusileia intercetta il Bitonto, Coquito ruba la sfera, va a sinistra da Filippa Mendes, ancora a sinistra, era arrivata in sovrapposizione Alice Virdis, palla fuori, preciso il passaggio, riparte il Bitonto con Diana Santos. Chiamata in causa Torma, palla centrale, recupera il Bitonto, Cenedese, Diana Santos, ancora la centrale, cerca uno spunto, trova la soluzione aerea, Lusileia anticipata, palla fuori di Virdis sull'ultimo tocco, la rimessa laterale per il Bitonto. Brunigna, Diana Santos, buono il passaggio per la Cenedese sulla corsa, palla dentro, brava Ricottina ad allontanare, poi ancora un rischio se lo prende il Cagliari con Filippa Mendes, palla deviata dal Bitonto, sarà rimessa dal fondo. Virdis cerca il Coquito, buono l'aggancio, buono anche il suggerimento per Pellegrini, arriva Cenedese che anticipa la francese, mette fuori. Furno, Virdis, scappa via Virdis, fermata però da Grieco, buono il contrasto vincente, non riesce però a recuperare il pallone, ancora Cagliari, Furno, Virdis, si muove Coquito, palla lunga dall'altra parte per Pellegrini, fondamentale il tocco di testa di Diana Santos che allunga la sfera, allunga la traiettoria del pallone, palla che termina out. Cagliari rimane in zona d'attacco con Coquito che lascia Pellegrini, calcia dentro, allontanata la sfera dal Bitonto, Coquito recupera, va da Virdis, Virdis con l'esterno, prova la giocata in verticale, palla che viene controllata da Torma, poi Bitonto con Diana Santos, Brunigna, si muove Grieco, palla dietro per Diana Santos, Cenedese, dialoga con la centrale brasiliana, poi va a sinistra da Brunigna, Brunigna da Grieco, ancora Diana Santos, poi Cenedese al centro, cerca Bruna Marcon, palla che è molto distante dalla ex giocatrice del Molfetta, e può ripartire il Cagliari con Furno da Pellegrini, Pellegrini prova a gestire questo pallone, si incarta un po', e può ripartire il Bitonto, Cenedese, affronta Furno, tentenna un attimo, poi prova a leggere l'inserimento di Grieco, palla che viene intercettata, termina fuori, rimessa per il Bitonto.
Ultimi 5 minuti, 4:50 alla chiusura di questa frazione che vede Bitonto e Cagliari sul risultato di parità 1-1. Grieco va giù, sfronta con Furno, si lamenta Grieco, dall'altra parte Diana Santos con Mestiere va a difendere bene il pallone, rimessa laterale per le ragazze di Dino Guarino, per lui prima stagione con il Bitonto, Di Vincenzo, Grieco, affronta Furno, poi Diana Santos, ancora Brunigna, fermata da Virdis in scivolata. Diana Santos, Torma, a metà tra un tiro e un passaggio, mentre scatta il momento del time out chiamato dal Cagliari da mister Moreno Giorgi, e allora si raccolgono tutti attorno al tecnico, ai tecnici. Ricordiamo il punteggio 1-1 tra Cagliari e Bitonto, il Cagliari in vantaggio con Cochito, poi la risposta di Lucileia sull'assist di Grieco, lo ricordiamo anche questo, con il Cagliari che al momento è ottava e affronterà il CMB, mentre Bitonto cerca ormai di affrontare nel derby, in uno dei derby pugliesi, l'Altamura. Si giocherà il 10, il 15 e il 17. Quindi domenica 10 maggio. Poi venerdì 15, in caso di parità, di una vittoria per uno, si giocherà la bella, sempre in casa del Bitonto, sede da definire. Questa è un'altra storia, magari la racconteremo nel corso di questa partita. Palla profonda, Bitonto che prova a ripartire con Grieco, Diana Santos, Di Vincenzo, Brunigna, Diana Santos, Brunigna insegue il pallone, Ricottin va a smorzare la conclusione della brasiliana. Diana Santos, Orru, Virdis, calcia Virdis, palla che termina fuori, e riparte il Bitonto. Brunigna prova a servire una cesta di Vincenzo, debole però il passaggio di Brunigna. Diana Santos, maglia che si allunga, quella di Diana Santos, calcio di punizione subito. Diana per Brunigna, c'è spazio, palla dentro di Grieco, non riesce ad arrivare a destinazione, allora rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos andrà a battere la rimessa laterale. Palla profonda per Brunigna, Ricottin rischia, poi Grieco prova ad accomodare il pallone, calciare in qualche modo, a tenerlo basso, palla deviata, sarà, vediamo se è rimessa laterale o corner per il Bitonto. 2 minuti e 37 ancora da giocare in questo primo tempo. Sarà corner, Bitonto che batte con Brunigna, dietro per Diana Santos, poi Di Vincenzo, Brunigna, non si chiude la triangolazione, Furno,
Virdis, Ricottin, palla lunga, domestica Filippa Santos, Diana Santos, ancora Filippa Santos, errore di Vincenzo, un po' di confusione, Diana Santos dietro di Vincenzo, addosso ad Orru, rimessa laterale per le ragazze di Dino Guarino. Ultimi 2 minuti del primo tempo, Cenedese, Brunigna, ancora Cenedese, Brunigna, coi piedi Ricottin. Cenedese, si muove Lusileia, riceve il pallone ma c'è anche Furno che la anticipa, che anticipa la brasiliana, ancora Lusileia, prova a calciare, Ricottin attenta, Bitonto che prova ancora con Brunigna ad attaccare, Cenedese, passa Cenedese su Orru, ancora Cenedese sul primo palo, palla che viene respinta ancora da un'ottima Giulia Ricottin. Dentro Coquito, fuori Orru. Rimessa laterale per il Bitonto, Cenedese scruta le compagne, sbaglia però il passaggio, Diana Santos recupera per il Bitonto, poi Lilla Torma dentro per Lusileia, la palla scivola lungo l'esterno della brasiliana, termina fuori, non ci arriva Brunigna Marconi. Ricottin sbaglia, e allora Lusileia, sbaglia anche Lusileia, Furno ci mette una pezza, sarà corner per il Bitonto. Cenedese calcia forte, Ricottin in 2 tempi, fa su il pallone. Filippa Mendes, Filippa Santos, pardon. Diana Santos, Cenedese, ancora Diana Santos, Lusileia, la finta, Diana Santos cerca sostegno, trova Torma, palla centrale, Lusileia, poi Cenedese, ha spazio per calciare, col destro Cenedese, palla che termina fuori. Ultimi 30 secondi ancora da giocare, 28 secondi alla fine di questo primo tempo, vicino al gol del sorpasso il Bitonto. Furno, palla fuori di Cenedese, l'ultimo tocco. Ricottin, palla centrale, tocca Filippa Mendes, poi il tiro, il gol di Pellegrini, si distende il Cagliari e trova il gol del 2-1, davvero alla fine di questo primo tempo, mancano 10 secondi, 2-1 Cagliari con Faustin Pellegrini. Diana Santos, palla profonda, arriva Ricottin sul pallone, Coquito e arriva anche la sirena, finisce il primo tempo 2-1 in favore del Cagliari, il gol prima Coquito, poi il pareggio di Lusileia, infine il 2-1 firmato Pellegrini. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di Bitonto Cagliari.
Torniamo in campo, torniamo a raccontare Bitonto Cagliari 1-2, il punteggio in favore delle isolane che sono in vantaggio grazie alle reti di prima Coquito, poi il pareggio di Lusileia, il 2-1 firmato a una manciata di secondi, a 10 secondi dalla fine, da Pellegrini. Quindi proverà la squadra di mister Guarino a recuperare il gol perduto. E come dicevamo, come abbiamo detto dall'inizio della gara, Bitonto che ormai ha ben fissato il suo obiettivo, sa già che giocherà con l'Altamura. Ci sarà un derby pugliese. Intanto Grieco, palla dietro di Cenedese per Diana Santos, invece Cagliari che deve vincere per cercare di evitare la CMB, giocare con la Roma, quarti di finale. Coquito, palla dietro per Dessi, Virdis, Coquito. Ancora Virdis, prova a scappare Virdis, ma si trascina il pallone fuori, messa laterale per il Bitonto. Bitonto costretta a giocare qui alla Pala Gravinese di San Michele, perché non disponibile il Pala Panzini, casa storica del Bitonto che di fatti da quando milita in Serie A non ha mai giocato nella sua città. Un pellegrinaggio che continua e si vedrà ora quale sarà la sede dei playoff. Torniamo in campo con Lusileia che va da Cenedese, Cenedese prova a girarsi, calcia, Cenedese finisce giù, scontro con Chiaradessi. Dentro Pellegrini. Diana Santos, Lusileia, si gira Lusileia e trova il gol del 2-2. La giocata di Lusileia con Mancino, batte Ricottini, doppietta di Lusileia. Lusileia che in regular season finora ha portato a casa 22 gol. Fallo intanto su Virdis, il primo fallo di questo secondo tempo, calcio di punizione in favore del Cagliari. Virdis, Ricottini, palla profonda facile per Torma che va con le mani, lungo da Grieco, di testa Coquito, rimessa laterale per il Bitonto. Cenedese, Diana Santos cerca lo spiraglio, braccata da Pellegrini, dietro da Cenedese Diana Santos, ancora Diana Santos, palla centrale, Lusileia, si fa vedere Diana, palla imprecisa, ancora Diana Santos con grinta, riesce a prendersi il pallone, calcia col destro, addosso a Pellegrini, sarà rimessa laterale per le ragazze di Dino Guarino.
Diana Santos, dall'altra parte Cenedese, una bomba, palla che termina alta sulla traversa, dentro Brunigna. Virdis, Pellegrini, Virdis, Lucileia, la finta di Cenedese, rimessa laterale per il Bitonto. Grieco, ancora Grieco, poi Cenedese, c'è il fallo su Carolina Cenedese, tornata quest'anno al Bitonto dopo un paio di stagioni lontano dai colori nero-verdi, è tornata quindi squadra che l'ha di fatto lanciata in Serie A. Lilla Torma, l'ungherese, va centrale da Lucileia, poi riesce Coquito a riprendersi il pallone. Furno, Virdis, Coquito chiama il pallone, palla invece per Pellegrini che prova la finta su Cenedese. C'è la deviazione proprio di Carolina Cenedese, sarà corner per il Cagliari. Pellegrini prova a calciare, arriva sbilanciata al momento di tirare il pallone, poi allontana sulla transizione del Bitonto, riesce a recuperare posizione, a allontanare il pallone, ci stava arrivando Cenedese, rimessa laterale per il Bitonto. Cenedese si fa vedere Lucileia, palla per la Regina, ancora Lucileia, palla poi per Brunigna, ancora Lucileia, calcia Lucileia, prova a piazzarla la brasiliana, palla non precisa, buona l'idea di Lucileia. Pronte Diana e Valeria Valenzano, Furni, anzi Filippa Mendes, poi Virdis sulla pressione di Lucileia, palla fuori. E allora dentro Valenzano che riceve il suo primo pallone della partita. Brunigna, Cenedese, ancora Brunigna, ha spazio, Brunigna dentro Valenzano, cicca il pallone, Valeria Valenzano non riesce ad impattare la sfera, vicinissima al gol del sorpasso del 3-2 il Bitonto. Virdis, un pallone sventagliato lungo per nessuno, messa laterale per il Bitonto. Cenedese sbatte su Filippa Mendes, messa laterale per il Bitonto, ancora Diana Santos, Cenedese, Diana Santos, ancora Cenedese, la tiene a distanza Filippa Mendes, Cenedese, Diana Santos, passaggio impreciso di Diana Santos, sarà rimessa laterale per le ragazze di Giorgio Moreno.
Passati i primi 5 minuti e 30 del secondo tempo che si è aperto con il gol di Lusileia del 2-2. Diana Santos, Brunegna, la sfida con Pellegrini, fugge via Pellegrini dentro, c'è Filippa Mendes, Cenedese attenta, ancora Cenedese, ha spazio, calcio Cenedese, il pallone lì, il miracolo di Ricottini e poi il gol di Brunegna Marcon. Sorpasso Bitonto, 3-2, Brunegna Marcon firma. Il 3-2 per il Bitonto. Pallone spinto in porta dopo il doppio intervento di Ricottini. Tutto da rifare per il Cagliari, che ora ha bisogno di 2 gol per sfidare la Roma. Il fallo da parte di Rebecca Cerbone. Calcio di punizione per il Bitonto, Diana Santos, poi Cenedese, ancora Cenedese. Si estende anche la maglia di Filippo Mendes, c'è il giallo per Valeria Valenzano. Calcio di punizione per il Cagliari. Palla verso Diana Santos, poi Filippa Mendes, Valenzano calcia sulla gamba di Coquito. Cambia il portiere intanto, Carboni Tonga tra i pali per il Cagliari. Cenedese ha spazio. Palla per Diana Santos, poi Valenzano dietro il pallone, Cenedese! Carolina Cenedese, un missile che non lascia scampo al Cagliari, 4-2. Forte ma anche preciso il tiro di Carolina Cenedese che trova l'angolo basso, davvero difficile, poco da fare per Carboni Tonga. Pellegrini, lei le ruba il pallone ma l'intervento del capitano è falloso secondo il signor Vallecaro di Salerno, che era lì a 2 passi. Calcio di punizione per il Cagliari. 2 falli per 1 finora. Tanto Virdis si trascina il pallone fuori. Rimessa laterale per il Bitonto. Alessia Grieco. Diana Santos. Valeria Valenzano. Ancora Grieco. Palla centrale, Lusileia, Valenzano si fa rubare il pallone da Filippa Mendes, doppio giallo per Valenzano, rosso per la giocatrice del Bitonto. Espulsa Valeria Valenzano. Quindi Bitonto che dovrà affrontare questa fase della partita in inferiorità numerica.
Virdis, Mendes, Filippo Mendes, ancora Virdis, Filippo Mendes, Virdis, Mendes, Pellegrini, palla addosso a Diana Santos, Virdis, cerca spazio, Virdis riesce a resistere alla carica di Lusilei, il pallone dentro, Furni! Anita Furno per il 3-4, il 4-3, pardon. Bitonto che può tornare in 5 in campo. Pallone morbido di Furno che riesce a superare Lilla Torma. Si rifà sotto il Cagliari, tanto Brunegna chiede il fallo di Alice Virdis, c'è il giallo anche per la cagliaritana. Pronta Diana Santos, il tiro di Diana Santos su Alice Virdis, calcio di punizione, deviazione, palla fuori, corner per il Bitonto, dentro Brunigna, poi Lusilei, ancora Brunigna, alza il pallone, Diana Santos tiene giù il pallone ma la palla viene deviata. Ultimo tocco di una giocatrice del Bitonto, quindi sarà il Cagliari a giocare la palla, gestire il possesso. Filippa Mendes va da Virdis, poi Furno, suo il gol del 4-3, terzo gol del Cagliari. Brunegna, Alessia Grieco, ancora Brunegna, Grieco, Lusileia, calcia, alza il pallone sulla traversa, Tonga Carboni. Brunigna, Diana Santos, poi Grieco sull'appoggio di Brunigna, palla fuori perché c'è stata la deviazione di una giocatrice del Cagliari. Diana Santos, si coordina Brunigna, palla smorzata, quindi non riesce il tiro, ancora Bitonto, Lusileia, Diana Santos, ingabbiata Lusileia, palla per Grieco, Diana Santos, Brunigna, Torma, Lusileia, Diana Santos, chiede il fallo Lusileia, Grieco prova a sfuggire a Pellegrini, ancora la francese, brava anche in fase di copertura. Filippa Mendes, poi Coquito, Furno, Coquito, Filippa Mendes, Coquito, Filippa, cerca Coquito che va da una parte all'altra, che la rimessa laterale Lusileia, pallone secondo il direttore di gara non è uscito. Virdis, ancora Cagliari che ora prova ad accelerare per cercare il pareggio. Virdis, suo ultimo tocco, e invece no, secondo il direttore di gara sarà corner per il Cagliari.
Con il Cagliari calcia Coquito col mancino, palla alta sulla traversa. Fuori Grieco intanto. Grieco grande protagonista della gara col Molfetta, 4 gol per lei, 4 gol che sono serviti al Bitonto per vincere in casa del Molfetta. Tutti e 4 a firma di Alessia Greco. Cenedese, Diana Santos, Lucileia, Diana, Cenedese, sbaglia, e allora Coquito, Torma, Diana, rischia un po' il Bitonto ma riesce ad uscirne. Furno, Coquito, Virdis, Lucileia, il pallone dentro, Virdis, Furno, ancora Cagliari, Coquito, prova la giocata, Filippa, Mendes, sbaglia poi Alice Virdis, palla fuori, rimessa per il Bitonto. (8:37) ancora da giocare, avanti il Bitonto 4-3. Lilla Torma avanza, va da Diana Santos, palla buona dall'altra parte, Grieco! Alessia Grieco, che gol per il 5-3 Bitonto. Palla al bacio per l'intervento di Alessia Grieco, che confeziona un gol molto molto bello. Si riporta più 2 il Bitonto e ora time out chiamato credo proprio da Dino Guarino che ritrova San Michele che per Dino Guarino è stata una tappa importante della sua carriera, della sua vita, con il San Michele. Guarino nel San Michele è allenato dal 2012 al 2017, vincendo anche il campionato di Serie B stagione 14-15, poi un'altra stagione sempre a San Michele, quella 18-19, legato il suo nome a questa squadra, Dino Guarino. Rimessa, pardon. Si riparte con il Cagliari che batte il calcio d'avvio dopo il gol del 5-3 del Bitonto, firmato da Grieco. Torma, Cenedese, passa il pallone. Sempre più netta l'affermazione del CMB, 4-0 sulla Lazio. Questo sempre in ottica playoff che, ripeto, si giocheranno in gara 1, il 10 di maggio, poi ritorno il 15, 17, eventuale gara 3. Diana Santos mette in movimento Brunegna, la scivolata di Filippa Mendes,
palla fuori, ancora Brunigna, calcio di Diana Santos, una sventola che termina fuori. Carboni Tonga, Pellegrini, Brunigna, Cenedese, Grieco, Diana Santos, Cenedese, Diana Santos, Brunigna. Fischia l'arbitro, c'è il calcio di punizione in favore del Bitonto, forse un pestone di Pellegrini su Cenedese. L'arbitro assegna il calcio di punizione, ancora Pellegrini, recupera il pallone, la francese, palla che termina fuori. Cenedese, Torma, c'è Lusileia a spazio, supera Virdis, Lusileia, la risposta di Carboni Tonga. Diana Santos, palla fuori, Cenedese, ancora Carboni Tonga in due tempi, poi con le mani subito verso Pellegrini, a spazio, Pellegrini calcia ma colpisce male anche sulla pressione di Cenedese. Bel tiro di Cenedese, bella la risposta anche di Carboni Tonga, brava poi a ripartire con lucidità. Lusileia, la giocata, ancora Lusileia, calcia Lusileia fuori. Applausi per la brasiliana, ormai trapiantata a Bitonto, tante stagioni per lei. Simbolo del Bitonto. Ancora Lusileia, va da Grieco, partita Lusileia, palla toccata da Virdis, ancora Cagliari, Pellegrini a spazio, Dessì, intervento in chiusura di Cenedese, rimessa laterale per le isolane. Dessì, Virdis, Furno, Cochito, palla fuori, rimessa per il Bitonto. Diana Santos, Torma, Cenedese, Diana Santos, Cenedese, Carboni Tonga, Dessì, Furno, Virdis, intervento di Cenedese, la palla è uscita, la rimessa per il Bitonto. Cenedese, Lusileia, Di Vincenzo, Diana Santos, Cenedese, palla centrale, Lusileia, intervento di Dessì, Cochito mette giù il pallone, Cochito, buono lo scambio con Dessì, a spazio dentro Dessì, non ci arriva Cochito, Diana Santos prova a superare la numero 26 che esce ora, lascia spazio a Filippa Mendes, rimessa laterale per il Bitonto con Diana Santos che va da Torma, Lilla Torma, pallone lungo, troppo lungo per chiunque, e allora prova a giocarsi la carta del portiere di movimento Moreno Giorgi.
Filippa Mendes, Virdis, Pellegrini con la maglia colorata, sbaglia Furno, può ripartire il Bitonto. Cenedese, la pressione del Cagliari, Virdis ruba il pallone, arriva Lusilei alle spalle, Diana Santos alza la testa, cerca vicino e trova Cenedese, ancora Diana Santos, Cenedese, palla per Lusileia, Lusileia si ferma, si guarda intorno, arriva la pressione, il raddoppio anche di Virdis, poi Cenedese per Diana Santos, ha spazio la centrale, può andare col mancino, palla abbondantemente fuori. Quanto manca? Mancano 3:49 alla fine del match, che vede, lo ricordiamo, il Bitonto avanti 5-3. Portiere di movimento per il Cagliari con Pellegrini che va da Furno, poi Virdis, Filippa Mendes addosso a Di Vincenzo, c'è la deviazione, corner per il Cagliari. Filippa dietro da Virdis, Furno, autrice del terzo gol del Cagliari. Virdis, Pellegrini dentro, c'è spazio per Filippa, ma il pallone rimane incollato alle mani di Torma. Dall'altra parte il pallone per Lusileia, Lusileia firma la tripletta, ma firma anche più 3 sul Cagliari. Allunga il Bitonto, 6-3 il punteggio. Aveva perso nell'ultima gara giocata qui a San Michele con il kick-off il Bitonto. Oggi cerca il Bitonto di portare a casa una vittoria che chiuderebbe in bellezza un anno che comunque ha visto il Bitonto, nonostante un ridimensionamento in termini di nomi, raggiungere comunque un obiettivo importante come quello del terzo posto. Con un andamento piuttosto costante. E ora playoff che ovviamente raccontano una storia diversa. Primo ostacolo per il Bitonto sarà l'Altamura. E allora ci siamo per questi ultimi 3 minuti che ci separano dalla chiusura di questa partita. Bitonto che è avanti 6-3, 3 gol da recuperare per il Cagliari, 4 per cercare di darsi a giocare poi i quarti con la Roma. Cochito, Pellegrini, Furno, Pellegrini cerca uno spunto, trova Cochito, ma il pallone è troppo forte, non riesce a tenerlo Cochito. Lusileia sbaglia Brunegna, Virdis, arriva Di Vincenzo, anche lei con la maglia scura, di movimento. Cenedese, Diana Santos, Brunegna, Cenedese, Diana Santos, poi Lusileia, Cenedese, Diana Santos, Lusileia,
Diana Santos, Lucileia, non passa, la palla non è uscita, Coquito, para Di Vincenzo, Diana Santos, Cenedese, Lucileia, Di Vincenzo, ha spazio, Di Vincenzo, calcia Di Vincenzo, Alexandra Di Vincenzo, 7-3 con Alexandra Di Vincenzo che segna il gol che probabilmente, quasi sicuramente, mette la parola fine a questa partita. Virdis, Pellegrini, ancora Virdis, Coquito, Pellegrini, Coquito, Diana Santos, Furno, mancano 70 secondi. Carboni Tonga, va da Virdis, Furno, Carboni Tonga, Virdis, a spazio, palla toccata da Brunigna, rimessa laterale per il Cagliari. 52 secondi ancora per la fine della regular season 2025-2026 di Cagliari Bitonto. Virdis, Carboni Tonga, Furno, Coquito, Carboni Tonga, Virdis, Brunigna, c'è Cenedese, interviene Coquito che va a chiudere, ancora Coquito, la palla è uscita, c'è il fallo su Coquito, calcio di punizione in favore del Cagliari. Carboni Tonga, palla centrale, ha provato a passare Carboni Tonga, questo filtrante in verticale di testa. Furno, poi ancora Furno, Virdis, palla che termina fuori, siamo alla fine, 6 secondi ancora, Bitonto che porta a casa una vittoria che chiude in bellezza questa stagione, terzo posto blindato, ma già blindato da un po' per le ragazze di mister Dino Guarino. Cagliari invece che, nonostante un'ottima prestazione quest'oggi, non riescono a vincere qui alla Pala Gravinese. Cagliari che andrà ad affrontare quindi al CMB, la battistrada, la prima squadra in classifica, che ha vinto praticamente sempre, nei quarti di finale. Derby invece, l'abbiamo già detto, per il Bitonto. E allora, con le squadre schierate, noi vi salutiamo, ricordiamo soltanto il punteggio: Bitonto 7, Cagliari 3. Buona serata, ci risentiamo ai playoff.